amici radioascoltatori. Siamo in TV! Scusate, cari amici telespettatori, benvenuti al TG Imprevisto, Impreciso. Iniziamo questo TG collegandoci con la nostra inviata Marzia in diretta dalla Fiera di Verona, il servizio. Scusa, ma sono Marco, non sono Marzia e non sono a Verona, ma sono qui al campionato mondiale di bocce over 85, giusto? Briscola Under 30. Ah sì, scusi, Briscola Under 18 30. 30 in compagnia del presidente dell'associazione, dottor Fausto Fastellelloni, No, giusto? No, io sono il vicepresidente Vincenzo Parampampoli, il dottor Fastelloni è mancato stamattina. Ah, quindi oggi non viene? Non penso. E allora ce lo saluti. Allora, presidente, Vice. è stato un successo organizzativo senza precedenti la manifestazione di quest'anno. Purtroppo no, perché il comune non ci ha dato i permessi in tempo, non abbiamo neanche saltato tutto, proprio figurone mondiale. Ah, vabbè dai, sarà per l'anno prossimo. No, si fa ogni 2 anni il campionato. Ah, ok, va bene. Allora ringraziamo il presidente dottor Fausto Fastellelloni, Vicepresidente Parampampoli, e Fastelloni è morto 4 anni fa ormai. ce lo saluti. Linea allo studio. Saluti. 4 anni già passato. E torniamo in diretta e colleghiamoci con le Olimpiadi di matematica dove sta gareggiando il nostro inviato Pippo, il servizio. Migo da gareggiare, no, io non gareggio, sono l'invitato dello studio, inviato dallo studio qui alle Olimpiadi di matematica e lui veramente gareggerà. Mettiamolo subito alla prova. 3 più 3? 33. 102 meno 44? 11. Oh, molto bene, in bocca al lupo per la gara. 21. Linea allo studio. Grazie Pippo e ora colleghiamoci con lo stadio Bentegodi di Verona in provincia di Trento per vedere com'è andata la partita, il servizio. Sì, come potete vedere qui ad Asiago c'è bel tempo e anzi hanno previsto bel tempo per tutta la settimana. Linea allo studio. E ora fermiamoci per un piccolo break pubblicitario. Sì, l'incendio è ancora in corso, sono qui col capo dei pompieri, cosa ci può dire? Ah no, non sono mio il capo dei pompieri, mi sono qua di guardare l'incendio. Orco, linea allo studio. Grazie, per oggi è tutto, ma prima di chiudere vogliamo ricordarvi che domani